cordiale saluto gentili amici e amiche all'ascolto, edizione della notte del nostro audiogiornale, leggermente in ritardo rispetto al cronoprogramma, ce ne scusiamo, ma purtroppo problemi tecnici in corso d'opera, scusate il gioco di parole, hanno fatto sì che questa edizione andasse leggermente in ritardo rispetto all'orario previsto. I casi accertati positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 3.010, con un incremento di 15 unità rispetto a ieri. I totalmente guariti 1.355, mentre i clinicamente guariti 143. Si registrano 7 decessi in più rispetto alla comunicazione di ieri, che portano a 285 il numero complessivo di morti da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Lo ha reso noto dalla sede della Protezione Civile di Palmanova il vicegovernatore regionale Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda i decessi, quello di Trieste è il territorio più colpito, 149 casi, Udine 71, Pordenone 61, Gorizia 4. Relativamente ai casi positivi, l'area triestina registra 1.245 infettati, Udine 951, Pordenone 630, Gorizia 182. A questi si sommano 2 persone non residenti in Friuli Venezia Giulia. 12 pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre sono 134 i ricoverati in altri reparti e le persone in isolamento domiciliare 1.081. Da inizio emergenza sono 320 gli ospiti delle strutture per anziani di Trieste risultati positivi al coronavirus e i decessi registrati fino al 27 aprile sono 56, 24 dei quali avvenuti in ospedale e 32 al di fuori delle strutture ospedaliere. Lo ha affermato il vice governatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi rispondendo a un'interrogazione durante la seduta telematica del Consiglio regionale, seduta poi annullata a seguito di 2 sospensioni a causa di problemi tecnici sulla rete informatica. In generale, ha spiegato Riccardi, i casi di positività sono stati registrati in 24 strutture per anziani su 96 totali. In base ai dati dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina emerge distintamente l'efficacia delle misure adottate per contenere e mitigare il virus, con un abbattimento della percentuale di nuovi casi che passa dal 41,7 della settimana dal 29 marzo al 4 aprile al 2,3 degli ultimi giorni. La seduta del Consiglio regionale, nel frattempo, è stata riconvocata il 5 e 6 maggio all'interno dell'auditorium del Palazzo della Regione di Udine. Chiusa al pubblico ma sempre operativa, praticamente 7 giorni su 7, per far fronte alla mole di lavoro raddoppiata e alla pioggia di richieste provenienti dalle aziende, bisognose più che mai di un punto di riferimento al quale aggrapparsi. Confartigianato Servizi Friuli Venezia Giulia, la società nata 1 anno e mezzo fa dalla volontà comune delle associazioni territoriali di Udine e Trieste, fa un primo bilancio del lockdown che se da un lato ha paralizzato la maggior parte delle imprese, dall'altro ha richiesto uno sforzo straordinario da parte della SRL e dei suoi 160 dipendenti. Circa la metà hanno lavorato in smart working, il resto all'interno delle 28 sedi, chiuse al pubblico ma operative per dare risposta agli oltre 4.000 clienti che la società ha in portafoglio per un valore di circa 11 milioni di euro, fatturato risalente all'anno scorso, cioè al 2019. Quasi 600.000 euro per sostenere famiglie e attività economiche messe in difficoltà dal coronavirus. È il dato saliente del bilancio di previsione per il 2020 approvato ieri sera dal Consiglio Comunale di Gorizia con 24 voti favorevoli della maggioranza, astenuto il leghista Zotti. I voti contrari sono stati 12, tutti dell'opposizione, parte della quale Federico Portelli ed Emanuele Traini si è astenuta. È stato invece approvato all'unanimità l'emendamento proposto dalla Giunta Ziberna che stanzia 585.000 euro per contrastare gli effetti del coronavirus in città e prevede una serie di interventi, in particolare a sostegno del commercio con uno stanziamento di 265.000 euro. Fra le misure previste l'eliminazione completa della TOSAP per le attività economiche rimaste chiuse durante l'epidemia. Si è pensato anche al sociale con 120.000 euro che saranno destinati a buoni spesa, bollette e affitti, mentre altri 200.000 serviranno per il recupero di 23 alloggi popolari, la gran parte dei quali sarà pronta entro l'anno. Andiamo a chiudere con le previsioni del tempo. Giovedì 30 aprile in Friuli Venezia Giulia, al mattino sarà probabile tempo migliore con cielo variabile, in giornata aumento della nuvolosità e dal pomeriggio sera saranno probabili piogge in genere moderate, più abbondanti ed anche temporalesche.
in tarda serata e nella notte, con nevicate sui monti oltre i 1.600-1.800 metri circa. Sulla costa soffierà scirocco debole o moderato. Le temperature in pianura oscilleranno le minime tra gli 8 e gli 11 gradi, le massime tra i 20 e i 22. Sulla costa 12-15 gradi le minime, 17-20 le massime. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa. Ci scusiamo ancora per il ritardo della messa in onda, ma purtroppo i nostri vicini di casa, cioè la Slovenia, ha una rete internet anche più potente rispetto a quella italiana, che ogni tanto insomma ci mette in out. Come si dice in questi casi, chi tanto e chi niente. Ancora buonanotte a tutti e ci riaggiorniamo alla prossima edizione.